Le locali dell'Asolo Volley, in completa divisa nera, nel primo set alla vostra sinistra, allenate da Egidio Favero e Moira Fogale, schierano l'alzatrice Irene Dussin, il capitano Chiara Panazzolo opposto, Sonia Gatto e Susanna Favaro schiacciatrici, Erika Maggiotto e Alice Andreatta centrali, Monica Marcolin libero. Le ospiti del Thermal Aliper in maglia nera con bande bianche, nel primo set alla vostra destra, giocano con Suaila Zaidan alzatrice, Lorenza Veronese opposto, Chiara Rampin e Giorgia Fincato schiacciatrici, Sara Capacci e Marta Corso centrali, Ilaria Zatta libero. Le padovane sono guidate da Andrea Lazzaro. Il servizio incisivo di Erika Maggiotto propizia il primo break proiettando Asolo sul 4-1. La Gatto colpisce dai lati, poi mette a segno un servizio vincente, spingendo le trevigiane sul 7-3. Le ospiti si avvicinano sul 9-8 con le potenti schiacciate della Rampin, ma Asolo risponde con le irresistibili Maggiotto e Gatto, riallungando sul 12-8. Il compatto muro asolano e alcuni errori del Thermal allargano il divario sul 18-12. Le locali ricevono bene colpendo con Panazzolo e Favaro. La Rampin è murata dalla Gatto. Poi l'ace della Favaro manda sul 23-16 l'Asolo, che chiude il primo set sul 25-20 col primo tempo della Maggiotto e col muro vincente di Andreatta e Dussin sulla Fincato. Difficile ripartenza delle trevigiane per via della ricezione insicura che favorisce l'allungo del Thermal sul 4-1. Le ospiti però mancano di continuità, sbagliando sia in attacco che in fase di impostazione. Asolo si riporta al comando sul 5-4 con un contro break di 4 punti. Coach Lazzaro dà fiducia alla giovane banda Elena Maragotto, che subentra alla Rampin. La prima metà della ripresa vede un prolungato punto a punto. Agli attacchi portati dal Thermal con la Veronese e con l'esuberante Rampin, di nuovo in campo per la Maragotto, Asolo risponde con Panazzolo e Maggiotto, ben assistite dalle alzate precise di Irene Dussin. Sul 12 pari l'insidiosa battuta in jump float della Maggiotto manda in crisi la ricezione padovana. La Gatto non sbaglia un colpo da posto 4, il Thermal invece sì, agevolando la fuga di Asolo sul 15-12. Spinte dalla Rampin, le ospiti provano a ridurre il passivo, ma la ricezione imprecisa e l'attacco oltremodo falloso ne vanificano gli sforzi. Le locali colpiscono a ripetizione con Andreatta e Favaro, espandendo il gap dal 17-15 al 24-17. Poi il primo tempo di Erika Maggiotto piega le mani della Capacci, siglando il set point per Asolo. Andrea Lazzaro opera altri cambi. Entrano la banda Serena Stefani per la Rampin e la centrale Giada Faccioli, in condizioni fisiche non ottimali, per la Corso. Il Thermal riparte agguerrito, forza il servizio avvantaggiandosi dapprima sul 6-4, complice un attacco fuori della Panazzolo, poi sul 9-6 col muro vincente della Faccioli sulla stessa Panazzolo. Asolo non si scompone e rientra sul 9 pari grazie all'efficace battuta del capitano, ma le ospiti replicano con 2 bordate di Serena Stefani, restando incollate alle padrone di casa. Un valido apporto per il Thermal viene anche da Elisa Maruzzo, subentrata all'opposto veronese. Il match attraversa la fase più intensa e coinvolgente, coi sestetti appaiati fino al 15 pari, quando le padovane fanno il break portandosi sul 18-15 coi muri vincenti di Faccioli e Zaidan su Panazzolo e Favaro, seguiti dall'attacco fuori della stessa Favaro. Metti di palla bella vicina che così riesce a tirare mani fuori, ok? Chiara, sta proprio indietro, quando attacchi, è sempre la palla dietro la testa. Dai, Una difesa, una copertura in più fa la differenza, Le asolane soffrono in ricezione, ma dimostrano grande unità e spirito di squadra, rimanendo in scia a 1-2 punti dal Thermal, in virtù degli attacchi vincenti della Favaro e della straordinaria Erika Maggiotto, che non fa sentire la mancanza della forte centrale Bazzacco, ferma per un infortunio al polpaccio. La giovanissima Maddalena Castellani, classe 96, rileva Alice Andreatta, mettendosi in luce con la battuta jump float. Un attacco della Capacci resta nel campo padovano. Le trevigiane agguantano la parità sul 20-20, ma il Thermal è ancora minaccioso, riportandosi in vantaggio sul 22-21 col perentorio muro 1 di Elisa Maruzzo su Sonia Gatto. L'attacco fuori della Stefani ristabilisce l'equilibrio, ma la Panazzolo ricambia il favore al Thermal. Poi il secondo tocco vincente della Dussin rimette tutto in discussione, 23 pari. Finale ad alta intensità agonistica.
Monica Marcolin, autrice di Una buona gara, recupera un pallone importante. L'azione prosegue concludendosi col contrattacco vincente di Sonia Gatto, che proietta le locali sul 24-23. È l'epilogo. Ilaria Zatta è sorpresa dalla battuta della Dussin. Il Thermal non può attaccare e il primo tempo vincente di Alice Andreatta suggella il successo dell'Asolo Volley. Oltre ai ringraziamenti ai dirigenti per quello che stanno facendo la società, si voleva fare l'augurio di un buon Natale e di un felice anno nuovo a questa società e ai loro dirigenti, con la speranza che il prossimo anno ci sia qualche novità a livello impiantistico per questa società. Siamo un bel gruppo, dobbiamo lavorare ancora un po' a livello tecnico, però di sicuro già avere una buona unione fra di noi vuol dire molto. Continueremo a lavorare per poter fare risultati positivi anche per il ritorno. Stiamo giocando bene, abbiamo avuto ultime 2 sconfitte con delle squadre comunque importanti, ma noi non ci siamo scoraggiate, abbiamo portato a casa una vittoria questa sera e ci voleva prima della pausa natalizia. Il campionato sta andando bene, abbiamo vinto con delle squadre prime in classifica come il Fruvit e l'Altavilla, che ci hanno tirato su la squadra e anche il morale. Ora puntiamo a fare ancora molto di più, adesso c'è la pausa natalizia, riprenderemo sicuramente a gennaio con molta carica e soprattutto voglia sempre di far del meglio, anche perché puntiamo a arrivare verso l'alto come minimo verso le prime 5. Abbiamo battuto molto bene e siamo cresciute in battuta quest'anno molto e è uno dei nostri punti di forza. Abbiamo difeso anche tanto palloni che inizialmente non difendavamo e il palleggiatore ha distribuito palloni buoni che noi attaccanti abbiamo messo giù sia da centro che da posto 4 che da posto 2. Diciamo che tutte in generale abbiamo giocato una buona partita. Dall'altra parte avevamo comunque una squadra forte, una squadra in terza posizione che attacca bene e difende anche molto, però noi ce l'abbiamo messa tutta e abbiamo vinto una partita importante.